rapinatore a Mestre viene accoltellato e ucciso. A perdere la vita Giacomo Gobbato, attivista del centro sociale Rivolta, il bandito arrestato. Nel pomeriggio, nel luogo dell'omicidio in Corso del Popolo, la manifestazione dei centri sociali della città per ricordare Giacomo Cori. Applausi, Jack è vivo. Cordoglio a Mestre, Giacomo era un eroe ma anche paura e rabbia per la situazione, una città abbandonata a se stessa, fatto di una gravità inaudita per il governatore Zaia. Incidente mortale a San Donà, a perdere la vita Lorenzo Camata, 22 anni, stava attraversando la strada davanti alla sagra di Fiorentina, al dolore dei conoscenti, un amico fantastico, uno di noi. Un'auto rovesciata all'altra nel canale di Spolo lungo la Noalese a Santa Maria di Sala, 22enne di Rio San Martino è morto sabato notte mentre viaggiava in auto con 2 amici. Femminicidio di Giulia Cecchettin, lunedì a Venezia all'inizio del processo a carico di Filippo Turetta dalle 10 su Antena 3, un'edizione straordinaria per raccontare questa giornata, intanto gli stralci dell'interrogatorio fanno discutere. Se ci sono i presupposti si potrà valutare l'archiviazione. Il direttore marittimo del Veneto apre uno spiraglio per la multa al bagnino che ha salvato una turista senza allertare la Capitaneria di Porto. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antena 3. Lo avete sentito dai nostri titoli, una lunga pagina dedicata alla morte di Giacomo Gobbato, attivista del centro Rivolta, morto dopo i colpi subiti mentre cercava di aiutare una donna mentre era in corso una rapina. Mestre in lutto e sotto shock. Dicono che quando è arrivata l'ambulanza i sanitari si siano trovati di fronte ad una scena straziante. Entrambi i giovani perdevano molto sangue, distesi su questo marciapiede in mezzo a Corso del Popolo tra i licei Guggenheim e Franchetti. Erano da poco passate le 23. Pochi istanti prima Giacomo Gobbato e un amico, 50 anni in due, erano coraggiosamente intervenuti per soccorrere una ragazza che veniva rapinata. L'aggressore li ha colpiti entrambi con un coltello. Giacomo, 26 anni, è stato raggiunto all'addome. È morto all'ospedale dell'Angelo un paio d'ore dopo. L'amico, ferito ad una gamba, è stato invece dimesso la mattina seguente. Il responsabile sarebbe un quarantenne di origine moldava, fermato poco dopo aver colpito al viso un'altra donna alla quale voleva portare via la borsa in via Leardi. Alle 11 di sera abbiamo sentito delle urla, ma non abbiamo dato... Io abito di fronte al PAM, però abbiamo pensato di soliti imbriachi, insomma, perché purtroppo capita spesso e volentieri. Una volta è capitato dei trans che facevano a botte con, non so, con magrebini, è intervenuto l'esercito, la polizia alle 3 di notte. Vedendo la telecamera durante questa intervista, una tassista accosta l'auto. Che noi lavoriamo in queste condizioni. Io ieri sera ero fuori. La tensione a Mestre è sempre più forte. No, è vergognoso che non lavoriamo in sicurezza. Giacomo Gobbato era un artista, lavorava come tatuatore a Vicenza ed era attivista del centro sociale Rivolta, che in un post lo ricorda col cuore spezzato come un compagno che nella sua giovane vita ha sempre lottato per una società inclusiva, multiculturale e antirazzista. Giacomo è morto perché non si è girato dall'altra parte, ha scritto il laboratorio climatico Pandora. Non ha fatto finta che tutto andasse bene perché lottava contro le ingiustizie. Per aiutare una signora, come vita, perso vita, come c'è il mondo, vero? Spero salutare lui, va bene? Spero lui va in paradiso. Oggi Mestre è in lutto e sotto shock per una tragedia che è anche una drammatica denuncia di una situazione che non può più essere tollerata, una situazione che giovani come Giacomo vogliono o volevano cambiare. Nel pomeriggio sul luogo dell'omicidio la manifestazione dei centri sociali. È la storia della sua vita, della sua giovane e breve vita. Jack era una persona buona, altruista, generosa, che si batteva per gli ultimi, per quelli che stavano peggio e era un nostro fratello, uno degli attivisti più attivi del centro sociale Rivolta nelle battaglie cittadine, quella difesa del bene comune della città, dell'ambiente, contro gli inceneritori, ma anche proprio in difesa dei diritti degli ultimi, molto spesso dimenticati in questa città. E
fino all'ultimo, fino a ieri sera, fino alla sua morte, ha dimostrato nei fatti questa generosità, questa forza e quell'altruismo, e con questo vogliamo ricordarlo. Oggi non è il tempo delle polemiche, è il tempo del ricordo, un ricordo doloroso e gioioso per noi, il tempo in cui fare considerazione verrà nei prossimi giorni, ma una cosa dobbiamo dirla: questa città merita un futuro diverso e questi sono i risultati di anni di abbandono, una città abbandonata a se stessa e che merita molto di più. Lo ricorderemo anche facendo delle cose per questa città. Unanime il cordoglio per questa morte da tutto il mondo politico. La mattina seguente l'omicidio di Giacomo Gobbato e il ferimento di un altro giovane mentre tentavano di sventare una rapina a Mestre, il prefetto di Venezia Darcopellos ha riunito il Comitato Operativo di Sicurezza Pubblica. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della Questura di Venezia. Pellos ha riferito all'ANSA che l'aggressore risultava incensurato, senza precedenti penali o misure di espulsione. L'area dove è avvenuto il fatto è sorvegliata, ha concluso, tanto che l'arresto è avvenuto in pochissimo tempo. Alla riunione ha partecipato anche il sindaco Luigi Brugnaro. Questo è il momento del cordoglio e del dolore, ha detto. Ci sarà tempo per esperire la mia amarezza e le mie convinzioni. Intanto, in Corso del Popolo, molti hanno dedicato un pensiero, deposto un fiore, come da privato cittadino l'ex deputato mestrino Nicola Pellicani. Mi sembra che in città ci sia un tema di sicurezza che riguarda tutta l'area del centro di Mestre, anche ma non solo, dove ci sono sempre micro episodi ma che poi sfociano anche in una tragedia come questa. Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha definito Giacomo Gobbato un italiano vero che si è ribellato all'indifferenza generale. Molte le prese di posizione anche dei politici veneziani in Parlamento. Il senatore Andrea Martella, segretario regionale del PD Veneto, ha annunciato una nuova richiesta al governo perché si confronti nel merito sul tema della sicurezza a Venezia e Mestre. La capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Luana Zanella, ha chiesto che il sindaco proclami il lutto cittadino come atto di gratitudine verso Giacomo. Il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia in Senato, Raffaele Speranzona, si è auspicato che ora venga fatta giustizia senza sconti. L'economista Francesco Pontelli vive a pochi metri dal luogo della tragedia. Fino agli anni 70 era la città più giovane d'Italia, adesso è diventato una banlieue, una discarica di persone, è una città che si è avvitata su se stessa, che non ha alcun futuro. Mi dispiace dirlo, io l'ho amata Mestre, ora non è più la mia città, non è più nulla. Infatti io lo chiamo Nestre con la N, perché non rappresenta più nulla, è un disastro di una classe politica che da 30 anni l'ha sfruttato come parco giochi. Secondo il presidente della regione Luca Zaia, quanto accaduto ieri sera a Mestre è di una gravità inaudita ed è necessario un rafforzamento delle forze dell'ordine. Per il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale Arturo Lorenzoni, Giacomo ha incarnato la meglio gioventù, non si è voltato dall'altra parte di fronte ad un'ingiustizia. Vivo a Mestre 5 giorni la settimana, ha detto il segretario della UIL Veneto Roberto Toigo. Lavoro in una delle zone più difficili e mi rendo conto che la situazione è sfuggita di mano. Incidente mortale a San Donà di Piave, a perdere la vita Lorenzo Camata, a 22 anni, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. È fighissimo, raga. Lorenzo che gioca con il visore e gli amici che lo riprendono. Una serata in compagnia come tante, come quella che stava vivendo venerdì sera alla Sagra di Fiorentina a San Donà di Piave. Era ormai passata la mezzanotte, la voglia di stare con gli amici, anche se si sta facendo tardi. L'ultima sigaretta, quella che manca, è che Lorenzo Camata, 22 anni, voleva andare a prendere al distributore automatico al di là della strada. Ha perso la vita così, investito mentre stava attraversando le strisce pedonali. Un impatto fatale con un'auto, una C3 guidata da un 24enne di Portogruaro che ad altissima velocità sopraggiungeva lungo via Calnova da San Donà in direzione Ceggia. Gli amici poco distanti che hanno visto la scena e che subito sono corsi a soccorrerlo. La chiamata al 118 e il tentativo di salvarlo. Un ragazzo che sapeva utilizzarlo ha preso il defibrillatore per non lasciare nulla di intentato.
Al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane 22enne. Sul posto al momento dell'incidente vigili del fuoco e carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona e svolto i rilievi del caso. Una vita spesa con gli amici, gli stessi che commossi raccontano chi fosse Lorenzo l'indomani della tragedia, quando uniti si sono incontrati per portare un mazzo di fiori lì dove il loro compagno ha perso la vita poche ore prima. Troppo forte il dolore. Un ragazzo come noi, raccontano, uno di noi, un amico fantastico, una bellissima persona. È stata fissata intanto la data dei funerali che si terranno martedì 24 settembre nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe. A darne l'annuncio mamma Edi, il papà Alessandro, la nonna Lida e i cugini e tutti gli amici. Aveva 22 anni anche Andrea Berton, era di Rio San Marino, l'ennesima vittima della strada nel veneziano. Un'auto rovesciata, l'altra nel canale di Scolo. È questa l'immagine che si sono trovati davanti i soccorritori quando sabato notte sono intervenuti lungo la strada nualese all'altezza del Mulino, allertati da alcuni automobilisti. L'incidente è avvenuto nel territorio di Santa Maria di Sala. Dei 3 occupanti dell'auto, 2 sono gravemente feriti, 1 è morto sul colpo. Si chiamava Andrea Bertone, aveva soltanto 22 anni e viveva nella frazione di Rio San Martino. Per Andrea non c'è stato scampo, viaggiava sul mezzo che è finito rovesciato. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro. Per i rilievi sono arrivati i carabinieri, oltre a vigili del fuoco e sanitari che hanno portato i 2 feriti all'ospedale di Milano. I mezzi sono stati posti sotto sequestro dalla magistratura, che potrebbe decidere di disporre accertamenti utili a chiarire la dinamica in cui si è consumato l'incidente. La mia vita è finita alle 2:20 di stanotte, senza di te nulla sarà uguale. Sono le parole cariche di dolore che il papà Marzio Bertone, noto camionista di Scorzè, ha affidato ai social. Vicino alla famiglia anche il primo cittadino di Scorzè, che sempre su Facebook ha scritto: non ha senso ora chiedersi che cosa sia successo, vale solo il pensiero che un bravo ragazzo pieno di vita, con sogni, speranze e progetti da realizzare, non c'è più. Ai suoi familiari, ma soprattutto a papà Marzio, alla mamma Emanuela, alla sorella Tania, un grosso abbraccio da parte di tutti noi. Femminicidio di Giulia Cecchettin. Lunedì a Venezia l'inizio del processo a carico di Filippo Turetta. Dalle 10 su Antena 3 un'edizione straordinaria per raccontare questa giornata. Intanto fanno discutere gli stralci dell'interrogatorio di Filippo Turetta. Ho iniziato a colpirla con il coltello e le ho dato una decina, diversi colpi. Poi ho smesso perché mi faceva impressione. Sguardo assente, voce d'automa, il racconto si inceppa diverse volte ma non ci sono cedimenti nel tono. Il Filippo Turetta che confessa al PM dopo l'arresto l'orrore del femminicidio di Giulia, spezzoni mostrati in esclusiva dalla trasmissione Quarto Grado, restituisce l'agghiacciante sequenza dell'orribile fine della ragazza fin dagli attimi tra Vigonovo e Fossò. Non voleva più i miei regali e aveva iniziato a sentirsi con un altro. Lei stava uscendo dall'auto, io non volevo che se ne andasse e le ho detto che mi sarei suicidato. Ho iniziato a seguirla, l'ho colpita a un braccio, ma la lama si è rotta. Rientrano in auto, Filippo rimette in moto, la ragazza urla, lui tenta di immobilizzarla con lo scotch, lei si libera e scappa di nuovo. Turetta la insegue e la colpisce con un altro coltello. La raffica è difendente, alla fine saranno in tutto 75, poi l'inizio della fuga. Non avrei mai pensato di farle questo. Ecco, ho preso la macchina, l'ho caricata, siamo partiti, ho provato a scuoterla, a urlare, ma non rispondeva. Non ci sarà Turetta lunedì in Corte d'Assise a Venezia per l'inizio del processo, prima udienza con capienza rigorosamente ristretta. Per la procura sono una trentina i testimoni, dal papà di Giulia, Gino Cecchettin, alla sorella Elena, alle amiche che hanno raccontato gli sfoghi della 22enne sull'ossessione di Filippo nei suoi confronti, al testimone che sentì le urla nel parcheggio poco distante da casa Cecchettin. Ma saranno sentiti anche i carabinieri che hanno condotto le indagini e il medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo di Giulia. Un solo testimone invece per la difesa di Turetta, il medico legale nominato come consulente di parte. Nessuna richiesta al momento di perizia psichiatrica che però potrebbe essere disposta d'ufficio dalla Corte. Si sta insomma per aprire l'ultimo capitolo di questa terribile vicenda, un capitolo che Antena 3 vi racconterà fin da subito, fin da lunedì. Dalle 10 un'edizione straordinaria per seguire l'inizio del processo e in prima serata alle 21 una puntata di Ring dedicata a Giulia e all'ora della verità, l'ora della giustizia. Presentato a Vigonovo il progetto Scarpette Rosse.
Presso la sala polivalente del Comune di Vigonovo si è tenuta la presentazione del progetto Scarpette Rosse contro la violenza sulle donne, promosso dall'associazione Il Cantiere delle Donne con il patrocinio del Comune di Vigonovo e in collaborazione con ISPE Filati di Rubano. Il progetto mira a sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso una serie di iniziative creative e coinvolgenti. Chi volesse partecipare a questo progetto può rivolgersi ai negozi che aderiscono con l'acquisto dei kit che sono già predisposti. I kit costano €6,90. Le persone interessate possono acquistarlo nei negozi aderenti, confezionare le scarpine rosse, restituirle al negozio, poi il negozio provvederà attraverso la rete interna a farlo arrivare all'Associazione Il Cantiere delle Donne. Invitiamo tutti a creare queste scarpette, è molto semplice, anche la modalità, si possono trovare tutte le informazioni nel nostro sito cantieredelledonne.it con anche il tutorial per costruire le scarpette, i negozi che hanno per il momento aderito dove si potranno acquistare i kit dei gomitoli e poi per riconsegnare il tutto qui a Vigonovo e creare questo allestimento, questa mostra in occasione del 25 di novembre e poi possibilmente anche un albero di Natale, tutto ricavato da un progetto contro la violenza sulle donne del territorio. Al progetto sono coinvolte le scuole, case di riposo e il privato sociale, creando un movimento collettivo di consapevolezza e supporto. L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti per il Cantiere delle Donne, che continua a cercare nuovi modi per rompere il silenzio e fare rumore in un modo gentile, sensibilizzando la comunità su un tema così importante. Venezia è già entrata nella stagione delle alte maree, ma ci sarebbero dei ritardi sui lavori in Piazza San Marco. Comincia forse il periodo più delicato per le alte maree a Venezia. Gli ultimi scampoli d'estate hanno portato già un brusco abbassamento delle temperature, fatto entrare in un clima autunnale e la preoccupazione per l'acqua alta torna a farsi sentire, specie nelle parti più delicate e fragili della città, come Piazza San Marco, la Basilica Cattedrale di San Marco e l'intera area marciana. Davis Rizzo, presidente della cooperativa costruttiva e portavoce delle imprese consorziate, dice: in fase di ultimazione il primo stralcio, per cui i lavori che sono stati fatti dalla compagine di imprese consorziate a Venezia Nuova si sta per concludere e successivamente a questo dovrebbe susseguirsi una seconda fase di lavori. Dalle informazioni che abbiamo, il completamento dell'intero progetto di messa in sicurezza della piazza non sarà possibile realizzarlo pienamente, quantomeno nel breve termine, per una mancanza di finanziamenti. I soldi attualmente in cassa, circa 10-12 milioni di euro, non bastano a finanziare il secondo stralcio. Con ogni probabilità la piazza verrà ultimata e il progetto sarà realizzato nella sua interezza in una fase storica successiva a quella che stiamo vivendo e probabilmente sarà l'autorità per Venezia e la Laguna che in accordo ovviamente con lo Stato porterà i finanziamenti che servono per completare i lavori e l'opera la vedremo completata in un momento successivo. Gli interventi fatti hanno comunque già migliorato in modo significativo la situazione. Se le circostanze saranno confermate e ricorreranno i presupposti, si potrà valutare anche l'archiviazione del verbale amministrativo. Lo ha affermato il direttore marittimo del Veneto, l'ammiraglio Filippo Marini, commentando la vicenda del bagnino di Cavallino Treporti, multato dopo aver salvato una turista in mare senza però allertare la Capitaneria di Porto come da protocollo. Un elemento da valutare sarà il contesto in cui si sono svolti i soccorsi, spiega Marini, e il momento di emergenza. E ora un breve accenno allo sport, perché nel pomeriggio Venezia ha conquistato il primo successo in questo campionato. Alpenzo si è imposto sul Genoa per 2-0, i gol entrambi nella ripresa opera di Busio e poi Giampaolo. E ora andiamo a Venezia, invece nel centro, perché è tutto pronto per la terza edizione del Venice Lido Beach Trail. È una manifestazione ancora giovane ma già di grande successo.
tutti esauriti 1500 pettorali per la terza edizione del CMP Venice Lido Beach Trail, l'appuntamento di Venice Marathon che si correrà tutto sulla spiaggia domani mattina al Lido di Venezia, tra mare e laguna. I trail sono delle corse che sono esplose dopo sull'esempio delle corse in montagna negli ultimi anni per gli appassionati e che prevedono di fare quasi la totalità del percorso al di fuori della strada asfaltata. Nel caso quindi ci è venuta l'idea, come Venice Marathon SSD, che organizza ormai molti eventi durante l'anno, di, perché no, offrire agli appassionati del trekking e della corsa la possibilità di correre in uno scenario unico. Il Lido di Venezia, la sua spiaggia ben rinomata in tutto il mondo. Fondamentali la collaborazione di Venezia Spiagge e del Blue Moon come quartiere generale con arrivo e partenza della gara. 2 i percorsi da 5 e 11 km, oltre alla Family Run non competitiva di 2 km che prenderà il via alle ore 10. Alle 10.30 la partenza delle altre 2 gare, iscritti anche dall'estero, Austria, Stati Uniti, Gran Bretagna, Ungheria e Francia, i paesi stranieri maggiormente rappresentati. Questa proposta ha avuto subito un successo enorme negli anni, il primo anno 500 persone a titolo sperimentale, l'anno scorso 1000, quest'anno abbiamo bloccato a 1500, ma le abbiamo dovuto respingere molte richieste di iscrizioni. Un appuntamento con una maglietta tutta particolare da collezione che segna anche per il Lido la conclusione della stagione balneare 2024. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti e l'augurio di una buona serata, arrivederci.